Una nuova scuola. Il ministro Giuseppe Valditara approda a Vicenza per guardare al futuro. Noi abbiamo innanzitutto ridato valore alla condotta, quindi al comportamento. Abbiamo previsto le attività di cittadinanza solidale, sostituendo la vecchia sospensione che significava starsene a casa magari a giocare davanti alla PlayStation, e invece con più scuola e attività di cittadinanza solidale. Abbiamo inasprito le sanzioni nei confronti di chi aggredisce un docente, abbiamo previsto l'arresto in flagranza e quasi flagranza verso chi metta le mani addosso a un docente, abbiamo previsto fra l'altro la possibilità della scuola di costituirsi in giudizio per chiedere il risarcimento del danno d'immagine verso chi abbia picchiato personale scolastico o offeso personale scolastico. Abbiamo previsto delle norme particolarmente stringenti nei confronti del bullismo, che è un altro fenomeno molto serio, non soltanto di questo nostro paese, e abbiamo previsto fra l'altro il divieto del cellulare a scuola. Il ministro incontra i presidi del Vicentino e prima che inizi la riunione indica la strada che il governo sta percorrendo per una scuola in cui il rispetto delle regole è sempre più importante. Tra le novità introdotte c'è la par condicio nei dibattiti scolastici, perché vengano invitati ospiti che rappresentino posizioni diverse, così da permettere agli studenti di sviluppare una propria opinione non condizionata. C'è un grande valore costituzionale che è quello del pluralismo, e che quindi funzione della scuola non è quello di indottrinare, ma quello di spiegare, capire, criticare e quindi abituare allo spirito critico. Per quanto riguarda l'educazione sessuaffettiva, resta il divieto alle materne e alle elementari. Invece, con un emendamento della Lega alla Camera, che modifica il disegno di legge già approvato in commissione, alle medie l'educazione sessuaffettiva potrebbe entrare nelle classi allo stesso modo delle superiori, e cioè dopo un consenso informato da parte dei genitori. Resta poi aperto il percorso di sviluppo dell'educazione civica. Abbiamo pubblicato sul sito del Ministero un questionario, un sondaggio che ha visto rispondere le scuole superiori italiane per quanto riguarda le nuove linee guida su educare alle relazioni, educare al rispetto, in particolare verso la donna, ma non solo ovviamente. E l'87% delle scuole superiori ha risposto, il 97% ha avviato questi percorsi, quasi il 70% hanno dato dei risultati straordinari di miglioramento dei comportamenti dei giovani. Ecco, tutto questo non si sa o si sa poco, e c'è sempre la solita e sterile polemica, il governo, Valditara, la scuola vieta l'educazione affettiva. Ma di che?